Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Forza Napoli! Dopo la sconfitta per 1-0 del Cagliari contro il Napoli, il centrocampista rossoblù Alessandro De Jola ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono deluso dal risultato, ma soddisfatto dell'atteggiamento della squadra in campo. Dopo la partita contro il Pisa abbiamo reagito con forza e la pausa arriva al momento giusto per continuare a lavorare e prepararci al meglio per la fase finale del campionato. Tutto dipende da noi, non dagli altri. In questa stagione abbiamo ottenuto risultati anche contro avversari superiori sulla carta. Non dobbiamo mai perdere la grinta e lo spirito, perché possiamo ancora raggiungere il successo. Volevamo il pareggio. A volte si può non essere d'accordo con l'arbitraggio, ma ora siamo concentrati sul Sassuolo. Questa squadra deve essere consapevole che chiunque venga qui può creare problemi. Grandi o piccoli, le partite diventano difficili se mancano concentrazione e atteggiamento. Dobbiamo trasformare la paura in qualcosa di positivo, qualcosa che ci aiuti ad aumentare la concentrazione in campo. Subire un gol al primo minuto può condizionare la squadra, ma la reazione è stata importante. Siamo rimasti vicini a una squadra che merita i nostri complimenti e i cui obiettivi sono diversi dai nostri, ma abbiamo dimostrato di poter creare problemi anche a loro. Dobbiamo partire da qui, lavorando ancora più duramente e prestando maggiore attenzione ai dettagli. Qual è la tua opinione, tifoso? Lascia un commento qui sotto e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!